perdonami tosati se non sono uno youtuber, quindi insomma anche la parte del storytelling ma farsi benedire, quindi insomma infatti dirai ma il saluto che sei andato via, i ringraziamenti con Nico eccetera, ciao fioi, io faccio il grafico, non è che posso riprendere proprio. Nico Ruggero ha scritto Ciapa va pian e ha inviato emoji della faccina che piange dal ridere. Ecco. Boh, ecco, te anche il saluto in formato WhatsApp. Sigano, ma perché te sighi? Non so, è tipo quell'impressione di quando parli col telefono ma in viva voce il telefono è lontanissimo, cioè che te viene da sigare, che sarebbe urlare. Sigano, ma perché non vai a imbucarti in qualche stradina strettissima, impraticabile, con un camper largo, con un camion? Va bene, dai, adesso vedremo, prima mattina, dai che bravi che sei tu. La signora gli ha detto ai bambini, dai, descanteve, fare i coglioni che l'ha da passare, è bellissimo, guarda, mi sa che in parte, no, troppo gentili, grazie mille, pazzesco nel senso che ormai queste, ma neanche buone abitudini, queste ovvie abitudini, almeno dai miei parti ragazzi, ci stanno veramente perdendo. Come mi guardano con reverenza e sottomissione quando passo col pulmino in queste vie impraticabili. No, non è vero niente, però che avevo voglia di questa cagata qua. All'andata la strada poteva sembrare difficile, in realtà è come quella volta a Cala Gorizzè, cioè la stanchezza che ti fa appesantire il tutto. Questo vabbè per dirti insomma che non preoccuparti per la strada, hai visto davanti a noi c'è un bilico di bancali, quindi sì, vai tranquillo, insomma, ecco, stai solo attento ai cartelli, perché effettivamente ci sono delle stradine che magari portano al lago che proprio non sono assolutamente fattibili in camper, cioè larghezza 2 metri qualcosina eccetera eccetera. Ah beh sì, è vero, questo in teoria è un nuovo video, quindi buongiorno Italia col caffè ristretto, e adesso la canzone non me la ricordo. Non ho mai detto una cosa sul canale che può interessare a molti. Allora, l'altro giorno con Nico si parlava di climatizzatori, no, da camper. Adesso saltiamo tutto il discorso, ti vado direttamente a quel punto che io non ho mai detto. Attenzione, nei camper tra virgolette vecchi o fragili, in legno eccetera, beh, primo comunque vai a mettere le mani sul tetto, ok? Quindi polessa che magari uno che non è capace, come è successo a me, ti crei delle difficoltà e poi ti fanno marcire il tetto. Nel mio caso vabbè, non c'era legno nel mio tetto perché è tutto in poliuretano espanso e quindi vabbè, dici, però già lì rischi danni seri. Oltre a tutto, perché i danni insomma solitamente si creano col tempo, con le vibrazioni, le botte eccetera 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 eccetera, ragazzo, devi tener conto che il climatizzatore credo soprattutto quando lo metti in modalità deumidificatore ti butta giù tanta di quell'acqua che tu non hai idea. Cioè Pulmin ha una piscina nel tetto, appena ti muovi vedi che viene giù tutto, quindi sì, tieni conto che sei praticamente sotto la pioggia, poi anche d'estate, ok, per il discorso infiltrazioni, umidità, valuta molto bene questa cosa. Esistono, e anche se per molti può essere un bel problema, tipo per me, i climatizzatori da panca si dice, ossia non ti vanno nel tetto, vanno tipo non so, sotto i sedili della dinette e lì ti scaricano fuori senza bombarti il tetto del camper. Se riesci evita di fare gasolio nella zona del lago di Garda che ti viene 10-15 centesimi in più al litro, metti devi fare 27 miliardi di litri e c'hai skate, te compri una casa, cazzo. È un peccato che in Italia ci sia così troppa gente che non sa guidare, ma che non sa guidare io intendo, è il lago di Loppio a sinistra, che bello, guarda, visto? Con gli alberi che sembra quasi che sia una pianura alluvionata, invece no, è un lago proprio. In ogni caso dicevo che il problema della gente che non sa guidare al giorno d'oggi è il fatto che proprio non sa guidare, cioè non è che non sa le regole della strada, non sa guidare, non sa fare le curve, non sa tenere la macchina. Me li ritrovo di fatti tutti in contromano nella mia corsia e non è bello, soprattutto in camper, perché in moto ti dico bene o male, va bene, mi schiaccio in parte, però dici cazzo, con una Ducati del genere sarebbe anche bello ogni tanto far qualche pieghetta, hai capito? Ma non puoi farla perché la tua corsia è sempre invasa da auto, SUV o anche altre moto, camion eccetera, e è brutto, è veramente brutto sta roba, anche perché tu non sai
se l'altro ti sta invadendo la tua corsia, ossia sta viaggiando in contromano perché è rincoglionito oppure perché l'ha fatta apposta, perché è pigro, però dopo sterza in tempo. Come fai a sapere tu che sterza in tempo? E quindi viaggi sempre con sta ansia, sta tachicardia nelle curve in montagna, non ti dico, Dio caro. Poi mollano di quelle inchiodate, robe che vanno giù per il burrone, perché lì le macchine che sculettano, no? Ragazzi, no, no, impari a guidare, Dio caro. Se tu vai veloce, corri veloce, ma contemporaneamente vai nell'altra corsia perché non riesci a tenere la tua, non sei capace di guidare, significa che non sei capace di guidare. È più bravo di te a guidare chi magari va via i 50 all'ora ma sta nella sua corsia. Te lo riassumo nuovamente perché magari questa cosa è importante anche per i bocciazze. Un conto è saper guidare e un conto è andare veloci. Si può andare veloci senza minimamente essere in grado di guidare, e questa è la cosa che io vedo più spesso in assoluto. Si può dire più spesso in assoluto? Eh sì che se può dirlo, l'ho appena detto, e quindi se può. Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. E niente, arrivo stimato a mezzogiorno. Questo perché mi sono dovuto perdere una giornata intera, mezza giornata scusa, per colpa dei soliti deficienti che devono correre e poi incidenti ovunque, coda per incidente, coda per incidente, coda per incidente, coda per incidente. E che cazzo! E dopo mi suonate, ma svegliatevi, imparate a guidare, cazzo mi suonate anche! Curiosità climatica, nel senso il clima del camper sempre, probabilmente sta quasi una puntata P sul clima del camper, ho saputo che te dico. No vabbè, sarà che fuori c'è anche una giornata affosissima e quindi spinge a parlare di questo. Allora, io adesso ho acceso dietro il deumidificatore, non il clima, deumidificatore sotto inverter. Cosa succede? Sto perdendo 14 ampere, questo perché lui consuma circa 40-42 ampere, togliendo quello che guadagnano i pannelli e poi vabbè i soliti discorsi, frighi eccetera. Comunque sto dicendo che per guidare con il clima sto perdendo 14 ampere. Cosa succede però? Singano, che sarei io, che quella volta ha voluto volutamente il DC-DC, che è diciamo il caricabatterie tramite l'alternatore della macchina, detta così proprio in parole molto grezze, molto spicce, e pertanto in questo momento ce l'ha disattivato. Se io lo riattivo ovviamente devo aggiungere in altri 55 ampere di guadagno e quindi il clima lo tengo correttamente senza il minimo problema. In più ci carico alla grande le batterie dietro. Tu mi dirai, ma allora perché non lo fai? Beh, sto andando in un'area camper con la corrente e quindi non ha senso frenare il motore, perché comunque l'alternatore è tipo una dinamo tra virgolette, no? Cioè un qualcosa che sfrutta la potenza del motore per darti energia, e quindi noi lo teniamo spento, consumiamo le batterie e il sole. E devo dirti ragazzo che ho appena letto più 42 gradi su un coso, come si chiama, sai quelli che delle farmacie che ti danno la temperatura, magari per carità vabbè sarà anche sballato, però è una giornata particolarmente calda e afosa e devo dirti che col clima posteriore in corsa si sta veramente da Dio, perché ti raffredda tutto il camper, al contrario di quello motore che ti butta l'aria fredda in faccia, rischi di prenderti qualcosa e dopo dietro, o soprattutto per chi c'è dietro, se hai ospiti a mugliere, che ne so io, e dietro resta il caldo torrido, hai capito? Quindi direi che sì, no, è una bella cosa. Sì, scusa che frase stupida, una bella cosa nel senso che funziona, ok? Che arrivi al risultato, che ti raffresca, in quel senso è una bella cosa. Grazie che per il clima è una bella cosa, ecco, insomma.
più 37 gradi dall'altro. Ora non ho voglia di staccare la GoPro, però ti racconto cosa mi dice il pannellino di S-Tech, ossia che solo con i pannelli e con il DC-DC spento, completamente disattivato, aperta parentesi il motore non carica se è disattivato, chiusa parentesi, posso andare avanti col clima 18 ore e non sei male. C'è il controllore che ha fatto scendere lo zingaro, guarda, e anche quelli due di colore che vogliono rientrare, non li fa entrare, i due Maranza là, guarda lì, e gli ha dato la multa e l'altro gli ha fatto il gesto come per dire cazzo me ne faccio io della multa, cosa me ne frega, guarda lì che non li fanno entrare, vedi? Guarda, che scene ragazzi. Vabbè, sto zitto perché vabbè, sto zitto, se no Singano sei anche razzista. Bisogna anche che mi cambio il soprannome, perché per Singano tanti credono Zingaro, Zingaro, no, cioè due robe diverse, completamente diverse. Il Singano è quello un po', sì, ok, in sbrindolo, però anche un po' trasandato, cioè non trasandato nel senso che non ecciava un cazzo, uno che vive leggero, questo è il Singano, quello che vive leggero. E il Zingaro no, lo Zingaro è invece il Rom, ok? È proprio l'unica razza che detesto proprio per partito preso, quindi bisogna che veramente mi impegno a cambiare soprannome. Sarò libero di dire una mia impressione, che ovviamente può essere sbagliata, sciocca, tutto quello che vuoi, ma è un'impressione, cioè posso essere sincero, descrivere le mie prime impressioni. La mia prima impressione è che scendendo dalla Valle di Ledro a Vicenza mi pare di essere passata da Svizzera all'Africa. Ecco, questo è il classico esempio di quando odi il camper, cioè un disastro di strade con limiti altezza 2,50, 2,20, larghezze 2 metri, e tu ricalcoli il percorso 2 milioni di volte, veramente non sai dove andare. Mi viene da piangere, cioè no, mi viene da piangere no, però sono in mezzo a stare a cantieri dove ogni volta devo far retro perché arriva un camion, e ogni stradina che prendo è col problema dell'altezza. Ok, questo è 3,50, ma è quello che ho fatto prima perché sto ritornando indietro, non ne vengo fuori, porca troia. Allora, qua a destra non puoi andare avanti, altezza 2,20 metri, non so come cazzo uscirne. Ciao Fioi, sto andando in anticipo nell'area camper Grancona, che è quella in Valliona, provincia di Vicenza, però giuro che se trovo un altro sottopassaggio da 2,50 metri, 2,20 metri, basta, prendo l'autostrada e vado via, cioè no, non è possibile ste robe, cazzo, buttate giù e rifate tutto, cioè i furgoni come fanno, porco cane. Torna Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra